Mediazione linguistica e culturale, ipotesi e prospettive sul Mediterraneo, è stato questo il tema del convegno promosso nella giornata di ieri nella Sala Fazzello del Museo Griffo di Agrigento dalla Scuola di Studi Superiori Agoramundi, che ha promosso nella Città dei Templi da alcuni anni il primo corso di laurea triennale L12 per la formazione di mediatori culturali. Intanto abbiamo una testimonianza qui in sala, abbiamo portato le allieve e gli allievi che grazie alla laurea nel corso di mediazione linguistica e culturale di Agrigento hanno trovato un posto coerente con il titolo di studio che hanno avuto, che hanno fatto. Ci sono quelle che lavorano nelle carceri, quelle altre persone che vengono chiamate dalla procura, quelli che lavorano nelle scuole e quelli che lavorano negli alberghi. Quindi siamo in una situazione in cui abbiamo un corso che ha concrete possibilità e prospettive di impiego. Non è un corso generico di lingue, è un corso che prepara professionalità adeguate. Paolo Savona Lasai, Agoramundi, quanto è importante questo corso e quali prospettive apre ai tanti giovani che lo vogliono frequentare o che lo vorranno frequentare? Ma il corso è molto importante, contestualizzato nel territorio e anche nel momento storico che stiamo vivendo. Noi siamo all'interno di un ciclone purtroppo dove parlare di mediazione sembra quasi un paradosso perché siamo in un ciclone di guerre, ma in questo momento dove tra l'altro nelle nostre coste arrivano tantissimi immigrati e non bisogna soltanto pensare all'accoglienza come dispositivo di emergenza, perché l'emergenza sì è quella che vediamo nei telegiornali, è quella che un po' ci fa anche emozionare vedendo tante immagini di ragazzini, di bambine, di donne che affrontano viaggi lunghi e pericolosi, ma il dopo è cercare un processo di integrazione e di inclusione che permetta veramente la conciliazione e la creazione di una nuova cultura mista, integrata tra le parti, perché accogliere significa anche accettare costumi diversi, modi di religioni, modi diversi e saperli accostare ai nostri. In questo processo ovviamente non possiamo andare ancora dopo 25 anni di processi, parlare ancora di emergenza e affidarci così alla casualità, all'evento o alla predisposizione di alcune figure professionali. Abbiamo bisogno di professionisti e la nostra scuola, il nostro triennio di laurea L12 predispone attraverso anche tirocini pratici all'interno delle istituzioni e anche stage all'estero queste nuove figure a diventare operatori centrali nella nostra comunità. Quella italiana e sempre di più lo sarà. Il mediatore culturale è un sarto che cuce tessuti diversi e noi abbiamo sempre più bisogno di gente che cuce, che unisce, piuttosto che gente che lacera e separa. Il mediatore culturale ha questa funzione. Quindi è molto importante oggi dire che siamo davvero felici che questa giornata veda Agrigento al centro della mediazione culturale. Dopodiché la mediazione culturale perché? Perché è talmente ovvio che non viene facile dirlo. Per noi, e quando dico noi vedete qua chi è seduto a questo tavolo, la magistratura, la polizia, il prefetto naturalmente, e poi c'è la parte scientifica, ma parliamo di quella pratica, è fondamentale, perché pensare di poter interagire con persone che arrivano in Italia, nel nostro caso ovviamente il tema sono Lampedusa, quindi sul primo arrivo, su quello più traumatico, ma in generale, di poter interagire semplicemente attraverso una chiacchierata in una lingua ponte, come può essere una lingua franca, come oggi è l'inglese, è del tutto illusorio. Pensate soltanto a quanto sia difficile spiegare spesso al cittadino italiano cosa dice la legge che lo riguarda. Chi di voi lavora in funzioni pubbliche sa quanto spesso possa essere complicato spiegarlo in italiano a chi parla l'italiano come lingua madre. Beniamino Biondi, oggi Agoramundi presenta questo nuovo corso di mediazione linguistica e culturale, lei è tra uno dei relatori. Sì, un convegno molto importante che cerca di affrontare in termini storici, culturali, ma anche di stringente attualità
il fenomeno della migrazione e le prospettive e gli orizzonti sul Mediterraneo, alla luce anche dei recenti fenomeni accaduti e delle situazioni che purtroppo nefastamente coinvolgono le nostre coste. È un'occasione per vedere anche la Sicilia sotto una prospettiva diversa, non più la periferia dell'impero, ma in qualche maniera una posizione strategica e assiale rispetto ai temi del Mediterraneo, che fa luce anche della tanta cultura che retrospettivamente ha riguardato la nostra città, cioè l'influsso del Maghreb, degli arabi, che ha avuto un'influenza determinante per la storia civile, sociale, persino urbanistica della città di Agrigento, per cui guardare a questi fenomeni oggi può significare anche guardare alla nostra più profonda identità per poterli decodificare, analizzare e interpretarli alla luce di un presente nuovo. La figura del mediatore linguistico e culturale certamente serve perché soddisfa nuovi bisogni che sono emersi, e in qualche maniera questa interlocuzione su argomenti così significativi per il nostro territorio non può che costituire un beneficio per la stessa società agrigentina. Un ruolo importante quello dei mediatori culturali in questa iniziativa, a cui lei, come assessore alla solidarietà sociale del Comune di Agrigento, darà il suo contributo? Oggi si parlerà di quello che in un certo senso è il fenomeno che è caratteristico delle nostre zone, sfortunatamente in un certo senso, ma io lancerò un mio punto di vista rispetto al duro compito delle istituzioni, rispetto al mettere insieme le cose. E qui il ruolo dei mediatori culturali fondamentale e importante, perché fa da cuscinetto rispetto a quelle che sono a volte le realtà sconnesse anche di chi arriva e come deve essere affrontato il tema dell'accoglienza. Quindi un tema importante, ringrazio chi mi dà oggi l'opportunità di poter relazionare. Il Comune di Agrigento e il suo assessorato alla solidarietà sociale è presente, è disponibile per qualsiasi tipo di opportunità, anche in termini di costruzione di rete, perché è sempre fondamentale parlare di rete, parlare di istituzioni ed enti che insieme si mettono attorno a un tavolo, discutono, parlano e trovano le soluzioni.